Stop alla faida fra famiglie nomadi del campo Sinti di Favaro Veneto, arrestato Gaetano Braidic e agli arresti domiciliari i suoi 2 figli, un video li incastra. Il centro commerciale Vale Center compie 20 anni di attività e annuncia novità, spettacoli e intrattenimento per combattere la concorrenza. I guardiani dell'Arca addestrano cani per il soccorso in acqua e nei laghi. Labrador e Terranova, vere forze della natura, trainano fino a 5 persone in difficoltà. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Lo avete sentito dai titoli. Stop alla faida fra famiglie nomadi a Favaro. Arrestato appunto il capofamiglia Braidic dopo un'escalation che era iniziata nel novembre 2012, quando erano stati sparati una decina di colpi contro il villaggio Sinti, appunto a Favaro Veneto. Oggi i carabinieri hanno posto fine a questa faida. Vediamo. È finita l'escalation di violenze per la faida fra famiglie Sinti, che nel 2012 aveva visto esplodere in aria, proprio in prossimità del campo Sinti di Favaro Veneto, 27 colpi di arma da fuoco. Per rappresaglia una famiglia di Dese, vicina agli Udorovic, una delle famiglie coinvolte nella faida, era stata malmenata 2 giorni dopo l'atto intimidatorio. E a Marcon, come si vede dal filmato che vi mostriamo, il 27 febbraio scorso è stata malmenata con ferocia una donna appartenente ad una delle famiglie coinvolte nella faida. Bloccata in pieno centro, è stata picchiata con dei bastoni dopo che gli aggressori avevano preso a mazzate anche l'auto su cui viaggiava. L'ultima sparatoria il 26 aprile scorso, quando contro l'auto di Gaetano Braidic viene esploso un colpo. Ed è proprio Gaetano a finire in manette dopo che l'indagine dei carabinieri del comando provinciale di Venezia, insieme alla questura lagunare, ha ricostruito le tappe della faida. Agli arresti domiciliari anche i 2 figli, Manuel e Luca di 20 e 21 anni, responsabili di lesioni aggravate, danneggiamento e violenza privata. Il blitz questa mattina, dopo essere riusciti ad individuare gli aggressori dal filmato, alla base della faida motivazioni diverse. L'attività tecnica, quindi l'acquisizione delle immagini che fanno vedere l'autovettura e anche l'attività violenta dei componenti della famiglia Braidic ha permesso quindi di risalire alla loro identità e successivamente ottenere l'ordinanza di custodia cautelare che ha permesso di poter associare gli stessi alla casa circondariale. Vi sono motivi diversi che possono essere di natura sentimentale tra alcuni componenti della famiglia, altresì anche di natura di spartizione del territorio per poter operare attività sostanzialmente illecite. Sequestrato inoltre un ingente quantitativo di denaro facsimile che, confezionato in mazzette, consentiva di gabbare l'ignaro venditore. In tal modo non è possibile parlare di soldi falsi, tuttavia erano possibili truffe ed attività illecite. Potevano essere utilizzate per varie attività di natura illecita, quindi truffe o attività illecite similari, quindi prendere di sorpresa l'incauto acquirente o cedente del bene per poter per l'appunto ottenere un beneficio illecito. E continuiamo con la cronaca. Un bengalese indagato in stato di libertà per furto, ricettazione e danneggiamento. Lo scorso venerdì alle ore 23 è arrivata una segnalazione alla questura da parte di una persona che aveva notato un uomo mentre stava spingendo una vettura da un lato all'altro della strada, comprendola con un telo. Successivamente lo stesso aveva piegato una porta della stessa utilitaria e iniziato a colpire con un oggetto vari pneumatici delle vetture in sosta per poi sedersi all'interno della prima vettura. I poliziotti giunti sul posto hanno notato una Polo Volkswagen aperta dove appunto all'interno era seduto l'uomo, il quale ha tentato di occultare fra i sedili anteriori un coltello a serramanico che teneva fra le mani. Sulla base delle dichiarazioni appunto acquisite dai testimoni, gli agenti hanno effettuato un controllo ai veicoli in sosta e hanno effettivamente constatato che 8 veicoli presentavano varie forature ai pneumatici. Gli agenti sono riusciti a contattare il proprietario della Polo che, giunto sul posto, oltre ovviamente a constatare i danni al veicolo, ha riferito che i diversi arnesi e strumenti di effrazione, nonché una pompa idraulica che vedete anche nelle immagini, non erano di sua proprietà. L'uomo, un cittadino del Bangladesh del 1977, è stato fermato e accompagnato in questura
questura per gli accertamenti del caso, dai quali fra l'altro è risultato un precedente arresto, scusate, per furto da parte dei Carabinieri di Roma. È stato quindi indagato in stato di libertà per furto aggravato, danneggiamento, ricettazione e porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere. E torniamo ad occuparci della rapina che ieri ha sollevato parecchio clamore a Venezia, anche per la rapidità con cui è stata eseguita. Ci sono ulteriori aggiornamenti, anche se dei banditi ancora nessuna traccia. Vediamo. Ha lasciato i veneziani con un palmo di naso e non solo loro il colpo di ieri alla barca portavalori da parte di 3 malviventi armati di Kalashnikov in canale della Scomensera. Una manciata di minuti per affiancare il portavalori, derubarlo, immobilizzare le guardie e poi scappare lungo il canale in direzione Tronchetto. A vederli un poliziotto dopo il colpo che ha notato il barchino allontanarsi troppo velocemente e gli ha intimato di rallentare. Poi più nulla, dei banditi nessuna traccia, come del resto dei soldi che erano attesi negli uffici postali per il ritiro delle pensioni e che hanno lasciato a bocca asciutta per tutta la giornata di ieri chi sperava di poter ritirare la propria. I sospetti sembrerebbero ricadere sulla banda che 3 anni fa agitò a Mestre rapinando in quell'occasione un blindato della Civis, ma al momento restano solo ipotesi. Certo, i banditi sembrano sapere il fatto loro e quasi certamente conoscevano come muoversi ai tempi per il loro colpo perfetto, tanto che l'assessore Gianfranco Bettin parla di un colpo vecchio stampo che ricorda la vecchia mala del primo maniero. Resta da vedere e da capire quali direzioni abbiano preso i malviventi, informazioni sulle quali stanno indagando le forze dell'ordine. Ed ora occupiamoci del MOSE. Il progetto doveva vedere la luce nel 2014, ma si dovrà attendere altri 2 anni. C'è stato un inconveniente ieri durante il varo di una delle paratie. Vediamo. Un piccolo inconveniente a sentire i tecnici del Consorzio Venezia Nuova impegnati in queste ore con il varo del MOSE. Una paratoia infatti non sarebbe affondata in acqua durante il varo di ieri pomeriggio a causa probabilmente di un tubo dell'aria. Problema minore poiché l'aria che una volta rilasciata permette l'abbassamento di queste grandi dighe in fase operativa sarà aspirata direttamente dai condotti collegati alle cerniere. Nulla di cui preoccuparsi, sembrerebbe, già le paratoie sono andate al loro posto nei loro alloggiamenti. In queste ore anche la terza diga mobile è stata posizionata e a breve inizieranno le prove di sistema, con test molto delicati da cui dipenderanno i funzionamenti dei lavori anche nelle altre bocche di porto. Siamo dunque nella fase più delicata, con le 3 dighe foranee in mare già costruite, già realizzati gli scavi dei fondali e l'isola artificiale del Bacan e i porti rifugio a Caroman e Punta Sabbioni e la conca di navigazione a Malamocco. Il tutto mentre al vertice cambia il presidente, inventore del sistema mobile Giovanni Mazzacurati, dopo 31 anni di attività. Il MOSE avrebbe dovuto vedere la luce nel 2014, ma tant'è, nonostante procedano i lavori, con piccoli intoppi qui e lì, si vedrà il progetto finito probabilmente fra un paio di anni, inconvenienti a parte. E speriamo dunque che gli inconvenienti del MOSE si riducano al minimo. Voltiamo pagina ed occupiamoci del Vale Center, il noto centro commerciale di Marcon che quest'oggi compie 20 anni e annuncia grandi novità anche per combattere un po' la concorrenza di altri centri commerciali che si stanno ampliando. Sentiamo. Il Vale Center di Marcon compie 20 anni e premia i marchi che lo hanno accompagnato durante questo tragitto. Tra le iniziative per festeggiare il traguardo, il centro commerciale lancia l'idea della Notte Bianca dei Saldi, che vedrà sabato 6 luglio i negozi aperti fino a mezzanotte. Nei mesi di luglio e agosto Vale Center proporrà poi per i bambini vari laboratori sui fumetti, la scoperta della natura e l'inglese. Nonostante la crisi economica e forse grazie anche alle ricette anticrisi, come saldi e buoni acquisto, non è stata registrata una forte inflessione nelle vendite. Quest'anno stiamo avendo nei primi 6 mesi, fino al 30 di giugno, un più 3,2% in più di presenze rispetto all'anno scorso. Quest'anno, per favorire i saldi, e il primo sabato dei saldi, apriremo fino a mezzanotte.
per cui praticamente è la prima volta che Vale Center in 20 anni terrà un orario così ampio. Oltre alla minaccia della crisi economica, il Vale Center dovrà comunque affrontare anche la concorrenza di altri centri commerciali che hanno in cantiere la propria espansione. Vale Center ha dei marchi e ha un layout che è difficile da replicare. Oggettivamente trovare altri centri commerciali che hanno tutti i marchi che ha Vale Center nell'ambito italiano è veramente difficile. Per cui ovviamente anche la concorrenza sta facendo le sue mosse, però Vale Center rimane un centro commerciale difficile da replicare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Milano Summer Festival, dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto, prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo, sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. Voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 6 luglio a Spinea. Vivi con noi la tua estate. Con i negozi aperti fino a mezzanotte. I centri storici da visitare. Le band dal vivo in ogni angolo della città. E poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 6 luglio a Spinea. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Ben rientrati in studio, una notizia da Jesolo. Da tempo si aggiravano per i locali del litorali e vendevano stupefacenti composti ricavati da medicinali da banco triturati. Il 29 giugno scorso, durante un controllo presso un albergo appunto di Jesolo, la squadra anticrimine del commissariato ha identificato fra gli altri un uomo che non solo annovera appunto nel proprio curriculum numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, ma era noto agli investigatori anche per aver ceduto miscugli di medicinali, cosiddetti pacchi, ossia composti privi di principio stupefacente attivo ma venduti come droghe sintetiche. Fra l'altro l'uomo era già stato fermato a Jesolo il 18 agosto 2012 con l'ipotesi di vendita di droga, successivamente rivelatasi essere un composto polverizzato di farmaci con tachipirina, Actigrip mescolato a manitolo, spacciato per cocaina al prezzo fra l'altro di 40 e 50 euro a dose. Durante il controllo del 29 giugno la polizia lo ha sorpreso in compagnia di un suo concittadino. Nei confronti di quest'ultimo il 3 agosto del 2011 la polizia di Jesolo l'aveva già proposto ed ottenuto al questore di Venezia l'immissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Jesolo con divieto di ritorno nel comune stesso per 3 anni ed è stato pertanto deferito all'autorità giudiziaria. Mentre per il primo uomo, ritenuto soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, con pregiudizi penali, ritenuto vivere di espedienti e appunto di frequentare persone della stessa indole, la polizia ha proposto al questore di Venezia l'emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Jesolo, con il divieto di farne ritorno per 3 anni, provvedimento emesso il 29 giugno appunto del 2013. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana. Nelle notizie di oggi parleremo di un poliziotto con insolite mansioni, di comuni a caccia di soldi, di autovelox sempre più presenti sulle nostre strade. Attenti agli autovelox sulla tangenziale di Mestre, sul Passante e sulla Triestina. La polizia stradale li ha posizionati nei punti nevralgici lungo i percorsi più trafficati alla volta delle spiagge. Sull'autostrada A4 tutti i fine settimana di luglio sono considerati da bollino rosso, da bollino nero i primi 2 weekend di agosto.
Sono tornati anche quest'anno nel San Donatese i bambini di Chernobyl, ospiti di famiglie, un mese di vacanza ma anche di visite mediche e di cure per verificare lo stato di salute dei piccoli. A 27 anni dal più grande incidente nucleare della storia, gli abitanti di Chernobyl continuano a subire le conseguenze delle radiazioni. Breganziola ha bisogno di soldi, inevitabile ricorrere alla tassa di soggiorno, €1 a notte in alberghi a 1 o 2 stelle, €1,50 per i 3 stelle, €1,80 per i 4 stelle. Il comune, grazie alle circa 93.000 presenze annue, conta di racimolare almeno €50.000 che saranno impiegati per sistemare il patrimonio ambientale. Il paladino delle buone bollicine è in azione a Treviso il primo poliziotto del Prosecco Doc. Si tratta di un agente nominato dal Ministero con potere di far scattare le denunce contro i furbetti, ovvero bar, enoteche o ristoranti dove si serve il Prosecco Doc alla spina da una caraffa o da bottiglie senza etichetta. Selvazzano non aumenta le tasse, nonostante le difficoltà per far quadrare i conti, la pressione fiscale resta immutata. L'IMU rimane allo 0,4 per le prime case e allo 0,76 per le seconde, mentre l'IRPEF allo 0,58. Un segnale forte da parte della giunta guidata da Enoch Soranzo, in scadenza l'anno prossimo. È cominciata da Prato della Valle a Padova la 14ª edizione del Festival Show, la festa della musica per esordienti e big, salutata da oltre 4.000 fans. Presentati da Luisa Corna, sul palco sono sfilati Enrico Ruggeri, Alex Britti, Paola e Chiara, Yalma Megretta, Paolo Meneguzzi e tanti altri. Prossima data, sabato 6 luglio a Castelfranco. Sono sempre più frequenti i casi di cani che portano in salvo bagnanti a rischio di annegamento. Ricorderete ad esempio il Labrador Erasmo che ha soccorso un bambino poche settimane fa a Caorle. Bene, fra le associazioni che si occupano specificamente di soccorso nautico con unità cinofile ci sono i Guardiani dell'Arca, pronti a dare dimostrazioni in pubblico delle loro attività di salvataggio. Vediamo. A bordo piscina i cani scalpitano, non vedono l'ora di buttarsi in acqua e mostrare di cosa sono capaci. Cose davvero grandiose, come si è visto nelle esibizioni proposte in Villa Loredana a Casale sul Sile dai Guardiani dell'Arca, l'associazione di Mestre che forma le unità cinofile da soccorso nautico. L'addestramento dura 1 anno, sono i mesi invernali, siamo in lavoro a terra dove facciamo prima di tutto esercizi di preparazione per il cane a fare tutte queste cose in acqua. Vengono fatte a terra e poi durante l'estate, durante la settimana a terra, mentre il fine settimana siamo ai laghi di Revine per fare appunto le esercitazioni e ad arrivare a prendere i brevetti. Comunque 1 anno di tempo ci vuole. E proprio nei laghi c'è spesso bisogno dei generosi eroi a 4 zampe, l'acqua fredda non li spaventa. Assolutamente sì, sono stati dei vari episodi, magari è successo in alcuni laghi dove l'acqua magari è particolarmente fredda, le persone vengono colte da crampi e si trovano al largo senza nessun appiglio per potersi salvare. Molti cani hanno fatto già queste cose. I cani più portati a tuffarsi in acqua e trainare le persone in difficoltà sono ovviamente quelli di taglia grande, tante le razze predisposte, compresi i meticci. Naturalmente le razze più acquatiche quali Labrador e Terranova sono i più indicati, ma ci sono cani di tutti i tipi, dai American Staffordshire, da meticci, qualsiasi tipo di cane che abbia e conduttore che abbiano voglia di entrare in acqua ed abbiano almeno un peso di 29-30 kg, altrimenti è un po' difficile
il lavoro di traino delle persone e il nuoto magari controcorrente in alcune situazioni. Tra le varie simulazioni ha letteralmente lasciato di stucco la carovana di salvataggio, 5 persone trainate da un possente Terranova. Questi cani hanno una forza incredibile. Se voi doveste toccare un muscolo di questo cane sentite veramente forza allo stato puro. I Terranova, con il loro modo di andare come dei diesel, hanno la potenza di caricare 5-6 persone o un gommone con 3 o 4 persone in avaria. Ma non solo un Terranova, anche un Labrador, anche i vari meticci che avete visto. Forza fisica a parte, in tutte queste azioni è determinante il rapporto tra uomo e animale, tra il conduttore e il suo cane. Il conduttore e l'animale sono un'unità cinofila, sono una persona unica, sono un tutt'uno. Il cane sa esattamente qual è il suo compito, sa cosa deve fare e l'istruttore sa cosa deve fare con il cane e nei confronti della persona. I cani in questo caso sono cani che sanno qual è la strada da seguire, vengono semplicemente aiutati e indirizzati dal conduttore, il quale deve essere sempre una persona preparata anch'esso per fare questo tipo di cosa. I conduttori sono tutte persone che hanno il brevetto nautico di salvataggio. E chi fosse interessato a misurarsi col salvataggio nautico in coppia col proprio cane può farlo avvicinandosi ai guardiani dell'arca. I volontari sono sempre disponibili. Siamo a Zellarino, vicino all'ospedale. Ci trovate appunto tutti i martedì e giovedì, ora che è estate, dopo le 17:30, il sabato e la domenica a Revine Lago. Ci trovate, guardate il nostro sito www.iguardianidellarca.it oppure guardate il sito di Marina Voltan, che è la nostra addestratrice, la quale devo dire con grande cuore, con grande partecipazione sta insegnando a tutti noi ad essere anche delle persone migliori nei confronti degli animali. I cani sono dei grandi aiuti nel nostro lavoro di salvataggio. Se mi permette di dire un'ultima cosa, noi siamo tutti quanti volontari. Questa cosa la facciamo per amore nei confronti dei nostri animali e amore nei confronti delle persone. Noi dal lunedì al venerdì lavoriamo e il sabato e la domenica mattina la passiamo con i nostri amici. E complimenti allora ai volontari e ai collaboratori dei Guardiani dell'Arca. È il momento della nostra rubrica Non ne posso più con Edoardo Sivori. L'invito a voi telespettatori è di iscriverci alle mail nonnepossopiù@televenezia.it. Di che cosa appunto non ne potete più? Vediamo. Buongiorno e buon luglio ai telespettatori di Televenezia. Io vorrei dirvi francamente che non vorrei più dire non ne posso più, e invece purtroppo tutti i giorni, tutte le settimane c'è qualche cosa per cui non se ne può più, e purtroppo tante. Ma in queste che sono le ultime due occasioni prima dell'estate piena di vederci e sentirci, vorrei lanciare un pensiero, un qualche cosa su cui veramente arrabbiarsi. Insomma, siamo tutti stufi di chi predica bene e razzola male. E il momento è difficile, lo riconosciamo tutti dobbiamo fare sacrifici. Ma tutti vuol dire tutti, nessuno escluso. Non soltanto i soliti noti fanno sacrifici e i soliti a loro insaputa non ne fanno. Voglio dire, possiamo fidarci di chi, di questa grossa associazione che ha detto, beh, se il popolo italiano ha abolito il finanziamento ai partiti, noi che del popolo italiano dovremmo teoricamente essere i rappresentanti, ce ne fottiamo allegramente e facciamo rientrare dalla finestra ciò che il popolo ha buttato dalla porta. E cioè abbiamo fatto una
restituzione di soldi ai partiti che hanno speso soldi per la campagna elettorale, la politica costa, eccetera. Beh, insomma, dai, siamo seri, non è pensabile che coloro che hanno provocato il male poi ci aiutino a guarire. Mi pare francamente esagerato. Ma due piccole cose le vorrei dire. Un vecchio proverbio antichissimo, ascoltate bene, dice che c'era un lavoro importante da fare e qualcuno era sicuro che ognuno l'avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma nessuno lo fece. Qualcuno si arrabbiò perché era il lavoro di ognuno. Ognuno pensò che ciascuno poteva farlo, ma nessuno capì che ognuno non lo avrebbe fatto. E come finì? Finì che ognuno incolpò qualcuno perché nessuno fece ciò che ciascuno avrebbe potuto fare. Questo sembra uno scioglilingua, ma è l'esatta immagine di come stiamo noi, l'esatta immagine di come stiamo messi con questa banda Bassotti che di fatto ci prende per il collo, e magari fosse la banda Bassotti di Walt Disney, perché è una banda Bassotti dove oltre i Bassotti medesimi ci sono anche gli scemi, e l'accoppiata Bassotti e diciamo scemi, diciamo incapaci, è micidiale per il popolo. Diceva Cicerone 2000 e passa anni fa: fino a quando, Catilina, abuserai della pazienza nostra, dello Stato? Fino a quando abuseranno i nostri politici della nostra pazienza? Occhio, quando sono in pericolo i loro interessi vanno subito in aula, sono tutti lì a votare, quando si devono distribuire cariche sono lì e se le votano. Quando c'è da ricordare dei morti, quando c'è da dare qualcosa a chi lavora, quando c'è da impedire che varie corti taglino ciò che aveva fatto, poche cose ha fatto di buono, aveva segato il governo Monti, aveva segato i grossi stipendi, e beh no, quelli non si possono toccare, perché quelli lì, se si toccano, si vanno a violare i diritti acquisiti. Perché i loro diritti acquisiti vanno bene, ma i diritti acquisiti dei poveri cristi che prendono poco e niente di pensione, quelli no, quelli si possono calpestare. E allora in questo scorcio di trasmissione vi leggo soltanto poche righe di ciò che un primo ministro inglese 360 anni fa disse al Parlamento: è tempo per me di fare qualcosa che avrei dovuto fare molto tempo fa. Mettere fine alla vostra permanenza in questo posto, che avete disonorato disprezzandone tutte le virtù, profanato con ogni vizio. Siete un gruppo fazioso, nemici del buon governo, banda di miserabili mercenari, scambiereste il vostro paese come Esaù per un piatto di lenticchie, e come Giuda tradireste il vostro Dio per pochi spiccioli. Avete conservato almeno una virtù? C'è almeno un vizio che non avete preso? Il mio cavallo crede più di voi. L'oro è il vostro Dio. Chi di voi non baratterebbe la propria coscienza in cambio di soldi? Voi, sporche prostitute, non avete forse profanato questo sacro luogo, trasformandolo in una tana di lupi con immorali principi e atti malvagi?
basta, portate via la vostra chincaglieria luccicante e chiudete la porta. In nome di Dio andatevene. Ecco, dobbiamo semplicemente dire, questo è stato detto 360 anni fa, è storia, era pubblicato sui giornali qualche tempo fa, ma ciascuno di noi riuscirebbe a mettere insieme a questo plot, insieme a questa pièce, come dicono quelli che parlano bene, teatrale, tutti i personaggi che ci vengono in mente e non riusciremmo purtroppo a salvarne nessuno. Ecco di che cosa non ne posso più, di non avere più nessuno da salvare. Grazie e buona giornata a tutti. E l'invito ovviamente, lo rinnovo, è quello a scrivere a nonnepossopiù@televenezia.it. Scriveteci dunque di che cosa non ne potete davvero più, che siano dei lavori sotto casa o della condizione delle strade, qualunque cosa di cui veramente non ne potete più. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Estate nuovamente protagonista grazie all'anticiclone delle Azzorre che ci regala un clima gradevole e senza eccessi. Mercoledì 3 luglio, irregolarmente nuvoloso con piovaschi nella seconda parte del giorno. Temperature pressoché stabili, comprese fra i 17 e i 28 gradi, mare quasi calmo. Giovedì 4 luglio, variabile a tratti instabile, con alternanza di annuvolamenti, schiarite e precipitazioni, anche a carattere di rovescio in mattinata. Valori in calo, mare calmo. Venerdì 5 luglio, caldo e soleggiato con leggero rialzo termico. Sabato 6 luglio, sereno con qualche nube, minime in salita, massime stazionarie intorno ai 30 gradi. La marea di mercoledì 3 luglio è normale, la massima alle 20:20 65 cm, la minima alle 13:45 20 cm. Anche oggi una vivace copertina finale con i bambini e i ragazzi del Grest di Arino che per tutto il mese di giugno hanno cantato, ballato e giocato, ma anche riflettuto sui classici della letteratura e sul significato etico delle azioni quotidiane. Su queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.